Una domanda, ma l'alta velocità può influire qualcosa a condizionare sui progetti in corso? Perché se fanno una filiera di alberi e poi c'è l'alta velocità che ci passa lì, cioè forse... Aspetta che dico, cioè la delibera CIPE, quella nazionale del 2005, prevedeva l'armonizzazione tra l'alta capacità o velocità e la terza ed eventuale quarta corsia. Si fermava però come dizione letterale terza corsia e l'alta capacità. Dopodiché hai saputo più nulla? Allora, siccome ne accennavano ieri sera a TPN proprio Gianfranco Pavan, che diceva di rispolverare questa cosa qua. Noi abbiamo una situazione che sta diventando per noi alquanto pericolosa. Quando tempo fa dicevo che corriamo il rischio di vivere un autogrill, questo comincia a diventare un problema serio. Perché? Perché noi siamo già oggi attraversati dall'autostrada, ma verremo attraversati da una struttura, in questo caso chiamata Corridoio 5, che occupa la parte centrale del nostro territorio. Io ho sempre detto, se il Corridoio 5 mi serve per limitare l'inquinamento, il rumore, tutte queste cose qua, per trasportare tutte le merci sul treno, va benissimo. In caso contrario è una disgrazia. È vero che la CIPE, come dicevo all'inizio, obbliga a sistemare la terza corsia con il Corridoio 5, ma siccome ancora non è stato, se non indicato nel piano regionale, perché nel piano regionale è indicato il Corridoio 5 e passa dove c'è l'autostrada, occupa 1 chilometro sopra, cioè passa dove c'è l'autostrada. Comunque finché questo non è fatto, noi, siccome conosciamo bene come vanno le cose, pretendiamo i boschi. Dopodiché il Corridoio 5, se viene, sarà un elemento in più per aumentare i boschi o forse, spero, passerà in mezzo ai boschi. Anche questa è una grande possibilità. Qui io non aspetto il Corridoio 5 per chiedere i boschi, non dico neanche, siccome poi passerà il Corridoio 5 è inutile fare i boschi. Li facciamo, casomai facciamo passare il treno in mezzo ai boschi.